In Ogliastra gli infortuni sul lavoro nel 2011 sono calati del 6,46%, e quanto emerso ieri alla Lanusei nel corso della prima tappa del progetto Itinerari Sicurezza realizzato dalla Confindustria della Sardegna Centrale. I dati sono contenuti nel rapporto 2012 presentato da Gianfranco Spanu, direttore provinciale dell'INAIL. Nel 2010 nella provincia Ogliastra gli infortuni sono stati 588, mentre nel 2011 erano stati 550. Quanto agli infortuni mortali, l'INAIL segnala 2 casi nel 2010 e 1 nel 2011. La Confindustria Nuorese è fortemente impegnata sul fronte della sicurezza sui luoghi di lavoro. Per supportare le imprese a Nuoro è stato attivato lo sportello Sicurezza, che ha la funzione di informare, sensibilizzare e sostenere le imprese. A dirigere l'ufficio è stato chiamato l'ingegnere Raffaele Gregu. Raffaele Gregu, responsabile dello sportello Sicurezza, che oggi verrà presentato. Quali sono le funzioni e le finalità? Le finalità dello sportello sicurezza è quello di offrire da parte dell'Associazione degli Industriali un servizio a tutti gli associati in maniera tale che si possano chiarire tutti i dubbi che gli possono venire sulla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro, sugli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, su quanto devono fare per garantire la sicurezza nel lavoro.